Mi chiamo Carlo Beltramelli, voglio solo oggi portare la mia personale testimonianza. Allora, penso che quello che unisce tutti quanti i presenti qua sia l'intenzione di voler cambiare una situazione, di voler cambiare le cose. Diciamo di cambiare il modello, parliamo di un modello. Allora, ci sono due opzioni in campo. La prima è l'opzione politica, e qua lascio l'incombenza chiaramente al Presidente e a tutti gli amici qua che ne sanno assolutamente più di me. L'altra è quella di cambiare il modello economico, che è il modello di fare affari. Fare affari non vuol dire, non è una brutta parola, vuol dire creare le basi per il benessere di tutti quanti. Però questa cosa è assolutamente alla nostra portata, dipende da noi, dipende da ogni singola persona che è qui presente e da quelle che sono anche a casa. Solo attraverso l'indipendenza economica siamo in grado di aprire tutte le porte che portano all'indipendenza. Credo che tutti mi possiate passare questo vecchio detto che dice che l'articolo quinto chi ha vinto. Credo che lo conosciamo un po' tutti quanti, ok? Questa vi posso portare una mia testimonianza personale che cambiare il modello economico è assolutamente possibile perché c'è chi l'ha fatto prima di noi questo modello, quindi noi non siamo i soli, no? Io mi occupo di design, di architettura degli interni, ho maturato diverse esperienze un po' in giro per il mondo, negli Stati Uniti, a Londra, a Parigi. Gli ultimi 4 anni li ho spesi avanti e indietro in Cina. Chiaramente ho lavorato anche qui a casa mia, no? La maggior parte delle persone pensa che questa mia professione sia quella di disegnare, di fare, scegliere arredi o cose, invece non è questo. La mia professione consiste nell'aiutare le persone a vivere meglio, perché la persona è sempre al centro dei miei progetti, le persone sono al centro dei pensieri dell'iniziativa, ok? Per fare questo, però, nell'arco degli anni, visto che ho iniziato l'attività nel 79, non è che uno continua a fare le stesse azioni come le faceva negli anni 80, negli anni 90, eccetera, eccetera. Deve cambiare modello, deve mettersi in discussione, deve metterci la propria faccia. Non è solo stare ai tempi, perché lavorare poi per il pubblico, per le persone, per il benessere, vuol dire mettersi fondamentalmente in discussione. E questo non è assolutamente una cosa semplice. Se noi riusciamo a fare questo, creiamo il benessere, quindi se uno si sente bene riesce anche a dare, okay? E dare il proprio contributo. Vi chiederete cosa c'entra parlare un po' della mia professione in un contesto politico come questo, no? Ma svolgere al meglio la professione vuol dire proprio andare a pescare quella che è la mia storia, la mia cultura, le mie capacità e saperle riproporre nel tempo con un nuovo modello. Poi è successo che un giorno un amico mi ha presentato al club e con immensa sorpresa, sono sincero, perché poi girando un po' in giro per il mondo hai dei modelli. Qui non nel Veneto, ma generalmente in Italia i modelli non sono uguali. Ho incontrato queste persone e mi sono sentito a casa, mi sono sentito partecipe dentro un nuovo modo di agire, che era il mio, che era semplicemente il mio. Quindi, come il sottoscritto, queste persone hanno a cuore il benessere di qualcosa, che è il benessere del Veneto, che non è una cosa impossibile, è una cosa che dipende dalla volontà. Poi frequentandoli sempre più da vicino ho anche toccato con mano che hanno l'intenzione, la volontà che passa attraverso la mettersi in discussione di creare questo nuovo modello economico, perché ripeto, dal mio punto di vista personale e esperienza, testimonianza personale, se non si cambia il modello economico è molto complicato riuscire ad avere un cambio di modello politico. Se poi penso poi alla mia professione, no? Riprogettare, queste persone stanno riprogettando un modello, implica fare del design. Design vuol dire fare qualcosa.
vuol dire dare significato alle cose, vuol dire dare senso alle cose. E questo succede a prescindere di qualsiasi lavoro che voi facciate, di qualsiasi competenza che abbiate. Noi qui nel Veneto soprattutto abbiamo nella nostra cultura il fare le cose con senso. Non facciamo le cose così campate in aria. Quindi stiamo parlando di un nuovo modello economico che non è certo il modello che vediamo tutti i giorni applicato alle banche. Qui credo nel nostro territorio ne abbiamo due esempi abbastanza terrificanti. Poi abbiamo un esempio nazionale di aiuti a altre banche decotte, no? Quindi gli aiuti agli amici, non certo gli aiuti al Veneto. Anche questa è una cosa che non è uno spot, non è la solita cosa che l'amico dice al bar, è un dato di fatto, è una cosa che è in essere in questo preciso momento. Quindi il modello nuovo è un modello che passa attraverso il capitale privato, il capitale di ognuno di noi, in un sistema cosiddetto di venture capital che io personalmente ho visto applicare e con grande successo negli anni che ho lavorato su e giù un po' per gli Stati Uniti. Poi sulle tecnicismi di queste cose ci sono persone decisamente più competenti del sottoscritto. Quindi qui poi frequentando sempre loro ho visto che questo voler mettersi in discussione, questo voler cambiare modello, non è come chi denigra questo tipo di iniziativa che dice ti vuoi chiudere in casa tua e diventi più piccolo, è l'esatto contrario. Vuol dire creare un nuovo modello di sviluppo per fare un salto in giro per il mondo. Vogliamo pensare fuori da quelli che sono gli schemi normali. Oggi vediamo delle situazioni che tutti spesso continuano a applicare sempre le stesse azioni, gli stessi movimenti, le stesse parole, convinti che alla fine poi cambia il risultato. Credo che sia semplicemente impossibile. Quindi io ho incontrato qui, e ringrazio il Presidente e tutti gli altri amici, queste persone che sanno pensare fuori dagli schemi, ripeto, non certo per chiudersi dentro in casa, ma per abbracciare il mondo intero. Ed è un mondo che potremo anche scoprire che è lì fuori che ci sta cercando, perché poi quando si comincia a camminare un po' in giro si scoprono delle cose che stando seduti a casa propria non arrivano mai. Ecco. Per questo ho aderito al movimento, perché voglio far parte di questi cambiamenti che sono cambiamenti radicali, prima abbiamo sentito anche altri interventi, perché voglio dare il mio contributo per determinare non solo il mio benessere personale, quello delle persone che amo, delle persone per le quali lavoro, nello svolgere la mia professione, per il territorio del Veneto. Però tutto questo ha bisogno di sforzi notevoli, dei contributi e della partecipazione di tutti quanti voi. E quindi sapete bene che noi veneti sappiamo andare oltre a quelle che sono le semplici parole. Siamo quelli che sappiamo fare con i fatti e con i fatti possiamo determinare il nostro futuro. Ecco, questa era la testimonianza che volevo portarvi. Grazie ancora. Grazie.